Sono in tutto 148 i comuni siciliani nei quali si voterà domenica 6 maggio dalle 8 alle 22 e lunedì 7 maggio dalle 7 alle 15 per le amministrative, 14 dei quali in provincia di Agrigento, in particolare Aragona, Bivona, Campobello di Licata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Racalmuto, Raffadali, Santa Margherita Belice, Sciacca, Villafranca Sicula e ovviamente Agrigento. E mentre la politica è in fibrillazione tra alleanze dell'ultima ora o il consolidarsi di precedenti accordi, intanto domenica prossima 11 marzo dalle 8 alle 20 in un gazebo ad hoc in piazza Cavour si terranno le primarie della sinistra per scegliere il candidato che successivamente la coalizione composta da Sinistra Ecologia e Libertà, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra, oltre che da movimenti e associazioni in genere appartenenti alla società civile e che si presenterà alle elezioni amministrative di primavera in un'unica lista per il Consiglio Comunale denominata Agrigento Bene Comune, sosterrà in maniera unitaria. I cittadini di qualsiasi orientamento politico in tal modo avranno la possibilità di scegliere il candidato che dovrà sfidare i candidati sindaco di altri schieramenti politici. Tra i candidati in lista e in corsa per le primarie Marcella Carlisi, Giampiero Carta, Ausili Eccelso per Italia dei Valori, Lillo Miccichè per Sinistra Ecologia e Libertà e per Federazione della Sinistra. E nel frattempo, sempre restando in tema di amministrative, Fabio Granata, vice coordinatore di Future Libertà, evidenzia che ad Agrigento, Palermo, Trapani e in tutti i centri in cui si vota, il partito proporrà un codice etico rigorosissimo per la formazione delle liste. Non basterà essere incensurati, ribadisce, si dovrà applicare il protocollo sulle certificazioni antimafia che è in vigore per le imprese da parte delle prefetture. Non è candidabile chi incensurato risulti avere rapporti familiari o personali con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata o colpiti da misure di prevenzione. Serve anche creare una condizione di cambiamento e partecipazione per una politica priva di condizionamenti e ombre.